Intorno alle 4:40, 4:45 il solito botto, ho pensato subito si trattasse della banca, che è proprio dietro a casa mia praticamente. Siete spaventati? In effetti sì, perché tra l'altro dietro è un po' vuoto, nel senso ci sono campi, ci sono poche case, quindi le vie di fuga sono quasi sempre dietro ed è vicino a casa mia. A parlare ancora visibilmente scossa è una residente di Rossano Veneto che è stata svegliata alle primissime ore di domenica dal fragore dell'esplosione del bancomat della filiale dell'Anton Veneta di via Madonna della Salute, a 2 passi dal centro del paese. I malviventi, almeno in 4, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso dell'istituto di credito e una volta dentro hanno fatto saltare in aria il bancomat asportando la cassetta che conteneva il denaro. È scattato l'allarme, ma sono riusciti ad agire in pochissimo tempo per poi scappare a bordo di un'auto scura con il bottino ancora in via di quantificazione. Ingenti i danni alla struttura, il controsoffitto, le pareti in vetro degli uffici, tutto distrutto. Sul posto immediato l'arrivo dei Rangers, della polizia locale e dei carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini. Tra i primi ad accorrere anche l'assessore alla sicurezza Paolo Trentin. Era una scena un po' devastante. Il botto, da quello che ho sentito anche da cittadini, dai miei compaesani, si è sentito anche lontano da qua. Mi ha fatto scattare anche gli allarmi di altri istituti di credito? Sembra che abbia fatto saltare l'allarme dell'Unicredit e anche del nostro municipio. Hanno oscurato una telecamera, sembra, le altre 2 erano funzionanti, ma diciamo che il nostro servizio di videosorveglianza comunale non ha funzionato perché c'è, diciamo, un monitoraggio di tutti i movimenti fatti dai malviventi, un monitoraggio completo. Si vede questa macchina scura arrivare, parcheggiarsi, si vedono tante cose, insomma, ecco. Poi ovviamente ci sono le indagini in corso, non possiamo dire molto altro, ecco. Alla preoccupazione per gli assalti alle banche si aggiunge quella dei colpi in abitazione che si stanno verificando con sempre più frequenza in tutto il comprensorio, e torna l'invito a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi movimento sospetto.